Quando mi ha preso la mano e mi ha tirato giù, ho capito che non stava scherzando e volevo quasi dirgli tipo ma cosa fai che sto soffocando anch'io, ma non avevo il tempo né di urlare né di prendere fiato per parlare a lui perché proprio ero metà del tempo sia sott'acqua che sopra, quindi tempo di parlare non c'era. Hai avuto paura di morire. Sì, abbastanza, un po' sì in realtà. Avrei resistito ancora per poco. Secondi preziosi e infiniti, quelli che Giulia oggi racconta con il sorriso dei suoi 14 anni, dopo i fatti che l'hanno vista protagonista sabato a Jesolo, quando con coraggio e intuizione si è tuffata per salvare un amico che stava annegando in mare. Giulia, con Favur, sedicenne di Vazzola, si trovava con altri 8 ragazzi su 2 pedalò a 100 metri dalla spiaggia, nelle vicinanze della Torretta 11. Fortunatamente ci hanno visto subito. Questa diciamo è stata una nostra fortuna perché se non l'avessero fatto i nostri amici penso che ci avrebbero impiegato un po' sia ad arrivare che a capire e quindi fortunatamente i bagnini sono stati molto bravi, infatti li ho ringraziati perché sennò penso che non saremmo qua né io né lui. Quanto a Favur, Giulia lo sta sentendo anche in queste ore, il ragazzo si sta rimettendo e a chi la definisce un'eroina risponde così. In realtà io non mi sento molto così, sinceramente, perché appena usciti dal pedalò mi fanno, magari tu ti rendi conto che gli hai salvato la vita, ma io non me ne rendo ancora conto adesso che sono passati 2 giorni. Cioè, per me, nel senso, io gli ho preso la mano e poi il resto l'hanno fatto i bagnini riportandolo via. Cioè, ho fatto prendere aria, sì, però non ho fatto nulla di che. Nel pomeriggio il sindaco di San Polo di Piave le ha portato i saluti dell'amministrazione, ma anche del collega di Vazzola. Presto ci sarà una cerimonia, c'è l'orgoglio di 2 comunità, ma non solo. Ritengo che questa possa essere una storia da poter raccontare ai giovani per fargli capire com'è importante in certe situazioni saper reagire e poter reagire davvero con spirito altruista e di aiuto. Io vorrei che, diciamo, sempre per la mia esperienza si portasse molta attenzione anche ai piccoli dettagli e non prendere sempre come tutto uno scherzo perché ci si può rimettere anche la vita, perciò portare sempre attenzione e nulla. Spero che qualcuno abbia imparato da quello che ho subito io e il mio amico.